24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com, e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Vale circa 1,3 miliardi di euro l'export del vino dal Veneto nel 2011, pari a circa il 30% dell'intero export enologico nazionale per quantità e valore. È un successo che ha salde radici nella storia, nella tradizione, nella propensione alla qualità e all'innovazione, nella ricerca e nella formazione, nella varietà delle tipologie, nella vocazione dei territori e nell'efficienza del settore. Oggi le straordinarie doti del sistema veneto del vino si confrontano a testa alta con le problematiche del mercato interno ed internazionale, con la certezza di avere le capacità per affrontare le sempre più difficili sfide. Lo ha sottolineato l'assessore all'agricoltura del Veneto Franco Manzato, chiudendo alla cantina dei Colli Iberici il convegno su vino veneto. Sciopero unitario per dire no al decreto liberalizzazioni sul trasporto pubblico locale. Oggi i dipendenti del settore trasporti, esclusi gli aerei, hanno incrociato le braccia per 4 ore. Dalle 9 alle 13 a Venezia hanno scioperato vaporetti e bus, creando lievi disagi a turisti e cittadini diretti in centro. Fermo anche il trasporto su rotaia, a causa dello sciopero del personale di Trenitalia dalle 14 alle 18. Fortunatamente il fermo generale dei treni si è verificato in orario non caldo, consentendo una circolazione regolare con disagi limitati per i pendolari. Lo sciopero però non ha riguardato soltanto il personale addetto al trasporto delle persone, ma anche tutto il comparto regolamentato dal contratto nazionale, come ad esempio l'ANAS, il marittimo, la logistica e le autostrade. Il vino è sempre di più una bevanda presente e costante sulle tavole degli italiani, apprezzato non solo dagli intenditori. Il mercato del vino registra sempre più numeri positivi e in persistente crescita. Il mercato del vino nella provincia di Verona sta andando molto bene. La provincia di Verona, dobbiamo dire, è la prima provincia esportatrice di vino in Italia. Dobbiamo anche dire che nella sola provincia di Verona ci sono più vigneti che in tutta la Toscana, e la sola provincia di Verona ha esportato più vino di tutta la Toscana. Questo quindi ci fa capire quale sia la nostra potenza di fuoco. Il mercato, come dicevamo, sta andando molto bene. Nel 2011 le esportazioni a livello italiano sono aumentate del 14% in valore. Però sappiamo anche che il mercato sarà sempre più competitivo e dovremo quindi migliorare il nostro rapporto qualità-prezzo. Per fare questo non dovremo diminuire troppo i prezzi dei nostri vini che andranno all'estero, ma dovremo ulteriormente elevare e migliorare la nostra qualità, e dovremo legare inscindibilmente la qualità dei nostri vini alla unicità del nostro territorio, perché soltanto così riusciremo a creare quel connubio perfetto tra prodotto e territorio che ci potrà permettere di avere un'arma potentissima con la quale conquistare altri nuovi e più ampi mercati, e ci permetterà di avere anche un connubio che non potrà mai essere riproducibile all'estero. Dare il doppio cognome ai figli, ovvero consentire l'uguaglianza uomo-donna anche rispetto alla filiazione, una questione da tempo sotto la lente del Parlamento, che ha avviato all'esame una serie di proposte di legge volte a modificare l'attuale disciplina di attribuzione del cognome ai coniugi e ai figli, nessuna delle quali però ha visto la luce. Una situazione di vuoto normativo colmata mediante l'applicazione dell'ormai consuetudinaria norma che vuole il prevalere in ogni caso del cognome paterno. Con il decreto semplificazioni è ora intervenuto il governo sulla materia. Secondo le nuove previsioni, chiunque potrà chiedere di aggiungere il cognome materno a quello paterno. Le donne divorziate o vedove potranno aggiungere il cognome del nuovo marito ai propri figli. Gli stranieri diventati cittadini italiani potranno chiedere di mantenere il cognome con cui erano identificati all'estero. Con questo passo si va verso la progressiva semplificazione
applicazione dell'ordinamento dello Stato civile. Le nuove norme avvicinano l'Italia alla legislazione degli altri paesi che già consentono di scegliere il cognome materno. Gli uomini della squadra mobile di Padova hanno interrotto un traffico internazionale di resina di hashish proveniente dal Marocco, arrestando una padovana di 25 anni e denunciando il fidanzato. Le indagini sono nate a seguito di una segnalazione anonima relativa a un andirivieni di giovani da un appartamento di Fontaniva, nel Padovano. Dopo alcune verifiche, gli agenti della mobile hanno fatto irruzione all'interno dell'immobile, scoprendo con sorpresa che la donna era una vera e propria imprenditrice dello spaccio. La donna è stata arrestata e messa a disposizione del PM Euganeo. Guardia di Finanza, superbomba anti-evasori. Il generale Di Paolo pensa di usare contro i reati tributari la normativa utilizzata per il contrabbando, corruzione, peculato e la concussione, bloccando così i beni degli interessati, tutti in particolare su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.